Parla il papà delle due bambine in ospedale dopo la tragedia della 28 in cui sono morte la madre e una cugina. Il bulgaro che l'ha provocata aveva 3 condanne, una per guida in stato d'ebbrezza, domani in interrogatorio. È morto nella notte Maurizio Zamparini, storico presidente di Venezia e Palermo, imprenditore, il commosso ricordo dei suoi allenatori. Guidolin, con lui pagine di storia, Tedino, mancherà come uomo. In Friuli Venezia Giulia entra nell'elenco delle regioni italiane in cui la variante Omicron 2 è presente, con 5 casi sequenziati nelle ultime 24 ore. Intanto, nuovo picco di vittime, 17 in un giorno. Il nuovo procuratore di Udine, Massimo Lì, alza l'attenzione sui falsi Green Pass, indagini in corso su tutto il territorio, importante attività di monitoraggio. Intanto a Trieste, verifiche sulle sospensioni dei sanitari non vaccinati. Ritorna domani Udine Jump, la rassegna di salto in alto ideata dal compianto Alessandro Talaotti. A lui sarà dedicata la sede del CONI di Udine e poi via le gare al Palabernes. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Non si può morire così, lo dice Davis, il papà delle bambine rimaste ferite nell'incidente di domenica sera sulla 28. La mamma delle piccole e una sua cugina hanno perso la vita in quella maledetta carambola in autostrada, ma il papà, con la voce rotta, ha una certezza: devo dare un sorriso alle mie figlie. Ascoltiamolo un attimo prima del suo ingresso nell'ospedale di Udine, dove sono ricoverate le bambine. Non è possibile al giorno d'oggi morire così per colpa di un folle, di un pazzo che si mette alla guida ubriaco, tra l'altro. E come ho già detto, penso sia una persona veramente ignobile, perché dopo quello che ha combinato poteva almeno fermarsi a soccorrere, almeno a chiamare il 118, almeno quello poteva fare, e invece se n'è andato. Per la legge forse non conta, ma ci sono due bambine piccole, la più piccola ha 5 mesi e la mamma non gliela dà nessuno, purtroppo. Tu sei un papà giovane che deve trovare la forza di andare avanti, tu sei qui, hai portato lo zaino, peluche, proprio per stare vicino a loro. Come si fa anche a trovare la forza? Difficile, bisogna spegnere tutto, non pensare a quello che è successo e pensare solo al bene delle bambine. È una cosa difficile, ma finché sono qui dentro devo essere il papà sorridente che cerca di consolare le figlie. Hai la possibilità di stare con loro? Entrerai adesso? Sì, ci hanno dato una stanza insieme, adesso oggi mi portano anche la più piccola, che era in osservazione in un altro reparto, e quindi la portano insieme alla più grande e sto là con loro, insomma. C'è anche la nonna. Come stanno adesso? Beh, diciamo sono stabili, la più piccola è ancora in osservazione, mentre la più grande probabilmente domani finirà di nuovo sotto i ferri. È fissata per domani a mezzogiorno l'udienza di convalida dell'arresto di Dimitre Traikov, accusato di omicidio stradale per il doppio incidente mortale sulla 28. L'indagato resterà in carcere a Udine, da dove si collegherà per l'interrogatorio di garanzia. Il 4 febbraio la perizia, l'autopsia sulle due vittime. L'udienza di convalida dell'arresto di Dimitre Traikov, il 61enne bulgaro alla guida del SUV che ha causato l'incidente mortale in A28 domenica sera, è fissata per domani a mezzogiorno in tribunale a Pordenone davanti al GIP Giorgio Cozzarini. Per la difesa sarà presente l'avvocato Gianni Massanzana. L'indagato invece resterà in carcere a Udine, dove è detenuto, supportato dal legale Loris Padalino, nell'interrogatorio di garanzia che avverrà in modalità telematica per le normative anti-Covid. L'uomo potrà così fornire ai magistrati la sua versione dei fatti, chiarire perché sia fuggito dopo l'impatto, come sia arrivato fino a casa a Pordenone e perché fosse alla guida dell'auto di un conoscente. Fissato per venerdì 4 febbraio un altro dei passaggi chiave, l'accertamento medico-legale su quando l'uomo abbia assunto alcolici. Sarà la dottoressa Michela Frustaci a redigere la perizia per indicare se l'indagato avesse bevuto in maniera eccessiva prima del tragico impatto, dopo essere rientrato nella propria abitazione per stordirsi dopo l'accaduto. Già stabilita anche la data per l'autopsia sui corpi delle cugine trevigiane di 20 e 26 anni morte nello schianto. Sarà eseguita martedì 8 febbraio. Soltanto al termine
termine dell'esame potrà essere concesso il nulla osta per la sepoltura. Traikov, peraltro, aveva già riportato 3 condanne definitive, di cui una per guida in stato di ebbrezza, come reso noto oggi dal procuratore di Pordenone Raffaele Tito, che ha anche precisato che l'uomo, in caso di condanna, non potrà in nessun caso beneficiare della sospensione condizionale della pena. La procura, per l'indagato, ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere. Per gli inquirenti, le cause dell'incidente, stando alla ricostruzione della polizia stradale, sono state l'eccesso di velocità e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Al 61enne si contestano i reati di omicidio stradale, con le aggravanti di essersi dato alla fuga, di aver causato la morte di 2 persone e di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica. All'uomo viene anche contestato di non aver prestato soccorso ai feriti. Distrutto dal dolore dopo aver appreso della morte delle 2 donne, questo stando a quanto hanno riferito i suoi avvocati che l'hanno incontrato questa mattina in via telematica, lo stato d'animo di Dimitre Traikov, l'uomo detenuto nel carcere di Udine, che domenica ha causato l'incidente sulla 28. Distrutto da un punto di vista emotivo per aver scoperto che il suo gesto è costato la vita a 2 persone, questo lo stato d'animo di Dimitre Traikov, il 61enne bulgaro che, ubriaco, alla guida di un SUV, domenica sera sulla A28 ha spezzato la vita di 2 giovani donne e ferito in modo grave 2 bambine. Così lo definiscono gli avvocati Gianni Massanzana e Loris Padalino, che lo hanno incontrato in via telematica nel carcere di Udine, dove è detenuto. Fisicamente sta bene ma è a pezzi, solo al momento dell'arresto ha saputo delle morti che si era lasciato alle spalle dopo l'impatto, fuggendo fino a casa a Pordenone, dove la polizia lo ha rintracciato. L'auto che guidava, inoltre, il Land Rover Defender, non era di sua proprietà, ma gli era stato prestato da un conoscente. Un incontro veloce, quello con i legali, per capire i primi dettagli del loro assistito, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e il conseguente interrogatorio di garanzia che avverrà davanti al GIP di Pordenone domani o al massimo giovedì. Intanto sono ancora ricoverate in prognosi riservata all'ospedale di Udine le 2 bambine, una di 4 mesi e l'altra di 2 anni e mezzo, rimaste coinvolte nell'incidente sulla A28, che ha spezzato la vita della loro madre, la 26enne Sara Rizzotto di Conegliano, oltre a quella di Jessica Fragasso di Mareno di Piave, che viaggiava con loro nella Panda travolta dal SUV. La bambina più piccola è in condizioni stabili. Ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. La sorellina più grande ha subito un intervento chirurgico che è andato bene ed ora è intubata. I medici sono cauti e continuano a fare il possibile per loro. Mondo del calcio e dell'imprenditoria friulana in lutto. Nella notte è morto Maurizio Zamparini, storico presidente di Venezia e Palermo e fondatore del gruppo MZ Mercatone. Avrebbe compiuto 81 anni. Da qualche giorno era ricoverato in una clinica in Emilia-Romagna dopo essere uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale di Udine il 26 dicembre. Sembrava che le cose, dopo l'operazione per peritonite e il ricovero in terapia intensiva nell'ospedale di Udine, fossero migliorate. Poi il peggioramento, rapido e drammatico, fino alla morte questa notte alle 2 in una clinica di Ravenna. Così è spirato Maurizio Zamparini, 80 anni, istrionico personaggio del mondo del calcio e dell'imprenditoria regionale e nazionale. Zamparini, nato di Bagnari Arse, ma che da tempo risiedeva ad Aiello, aveva girato lo stivale sulla giostra del pallone, diventando prima presidente del Venezia portandolo in Serie A e poi, per quasi 20 anni, presidente del Palermo, anche in questo caso portandolo nella massima serie e facendo arrivare in Italia campioni del calibro di Cavani, Pastore e Dybala. Proprio in Friuli era nata la sua fortuna con la creazione della catena di MZ, chiamato così proprio per le sue iniziali, e poi del Mercatone, fondato nel 1972, che arrivò a contare 18 negozi in tutta Italia fino alla cessione nel 2002 a Conforama. Nel 1991 fu vicino ad acquistare l'Udinese, ma l'affare non si concretizzò. La famiglia Zamparini era stata scossa da un'altra tragedia a ottobre, quando l'ultimo figlio del patrono, Armando, era stato trovato senza vita nel suo appartamento di Londra. Cordoglio unito per la scomparsa di Zamparini da più parti della società. Imprenditore friulano e grande uomo di sport, vulcanico, ex presidente di Venezia e Palermo, ha scritto il presidente della regione Massimiliano Federiga. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Affranto per la scomparsa di Maurizio Zamparini, Francesco Guidolin, il tecnico a cui il presidente rosanero era più legato. Era una persona diretta e non semplice da apprendere, ha raccontato l'ex allenatore di Palermo Udinese, ma quanto guadagnavi la sua fiducia ripagava di ogni sforzo. Sono rimasto colpito e addolorato veramente, mi stringo
vicino alla famiglia, ricordi bellissimi, soddisfazioni meravigliose. Con 3 anni e mezzo, parlo della mia gestione, durante i quali abbiamo vinto un campionato di Serie B e siamo stati promossi in A dopo 32 anni che Palermo mancava dalla Serie A. Siamo andati 2 volte in Europa e abbiamo lottato per il vertice della classifica del campionato di Serie A contro l'Inter, ricordo. Una persona appassionata, una persona diretta, una persona non facile, una persona con la quale un allenatore doveva porsi, diciamo così, con molta serenità e con molta decisione a fare i risultati, perché con i risultati potevi mantenere la panchina, senza risultati era dura. E fortunatamente, o per me, e sicuramente per merito di tutte le persone che hanno collaborato con me, sono stati anni di grande soddisfazione, ripeto, i più belli che Palermo e il Palermo abbiano mai vissuto. Omicron 2, la sottovariante del virus Omicron è arrivata in Friuli Venezia Giulia. Gli esperti per ora assicurano non è aggressiva. 2 casi a Udine, 2 a Trieste e 1 a Gorizia. Il sequenziamento sui tamponi ha fatto rilevare oggi i primi 5 casi della nuova variante Omicron, arrivata al momento in 9 aree italiane. Si tratta di una variante sorella della Omicron principale, che noi chiamiamo BA1, questa è la variante BA2, che è una variante che dimostra una maggiore trasmissibilità intrinseca, quindi una capacità sostanzialmente di infettare maggiore rispetto all'Omicron principale. Fortunatamente non si tratta di una variante che rappresenti un rischio particolare per quanto riguarda le persone vaccinate, non ha proprietà di evasione immunitaria superiori a quella della Omicron principale e pertanto ci attendiamo che nelle prossime settimane possa diventare sì prevalente rispetto alla variante Omicron principale, senza però portare ad una recrudescenza della curva epidemiologica. Le mutazioni del SARS-CoV-2 saranno probabili però anche in futuro. Probabilmente alcune di queste verranno contrassegnate da nuove lettere dell'alfabeto greco. Ovviamente non è detto che queste ulteriori varianti debbano necessariamente portare a nuove ondate e soprattutto non c'è nulla di cui preoccuparsi al momento, visto che l'efficacia delle vaccinazioni resta molto molto elevata anche nei confronti di una variante nuova come Omicron. E sono 17 le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore, con tra i morti un 60enne di Maniago e un 65enne di Pulfero, entrambi deceduti in ospedale. Scendono sotto soglia di pericolo i dati dei ricoveri ospedalieri, con 41 pazienti in terapia intensiva e 498, 21 pazienti in meno rispetto a ieri nelle aree mediche. 3.678 nuovi positivi in Friuli Venezia Giulia a fronte di 7.254 tamponi molecolari e 26.731 test rapidi antigenici, poco più di 62.000 le persone in isolamento. Da oggi il Green Pass è necessario per accedere agli uffici pubblici, servizi postali, alle assicurazioni, nelle banche, negozi non essenziali. Scatta anche l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni d'età e nella nostra regione sono 39.607 gli over 50 che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Da oggi per entrare nei negozi, centri commerciali, uffici pubblici, imposta, l'INPS, l'INAIL e in banca è indispensabile avere il Green Pass base. In linea generale non servirà la certificazione verde per acquistare generi alimentari nei negozi al dettaglio, supermercati, farmacie e nei centri ottici. In contemporanea scatta anche l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni d'età e la riduzione da 5 a 4 mesi del periodo minimo tra il completamento del ciclo vaccinale primario e la somministrazione del richiamo. Chi ha superato i 50 anni senza essersi vaccinato aveva tempo fino ad oggi per farlo, in modo da potersi presentare al lavoro in regola a partire da metà febbraio e non rischiare sanzioni tra i 600 e i 1.500 euro. Il 15 infatti scatta l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro e per ottenerlo è necessario essersi vaccinati almeno 2 settimane prima. Qui le verifiche spetteranno ai datori di lavoro, come i negozianti spettano quelle sui clienti, mentre i controlli saranno a campione da parte delle forze dell'ordine. E siamo andati a Udine a scoprire come cittadini, negozianti e clienti hanno preso la novità.
Direi che non è cambiato nulla. Siamo anche penalizzati in realtà un po' dalla via, quindi non abbiamo una grandissima affluenza, abbiamo notato un calo rispetto magari ai mesi scorsi, però a gennaio insomma si sa che c'è sempre il calo, c'è sempre stato, quindi non è questa la norma che insomma, ci fa stare abbastanza tranquilli a livello di numeri, però insomma speriamo che la gente non abbia paura di uscire. È giusta questa norma secondo lei? È giustissima, dovrebbero farla tutti. Penso sia giusto perché garantisce maggior sicurezza, perché purtroppo ci sono molte persone che cercano le scappatoie, quindi questa griglia diciamo impedisce a queste persone di girare tranquillamente fregandosene di tutti gli altri sostanzialmente. Ci hanno costretti loro? Certamente che è giusto sia fare il vaccino, perché se c'è un obbligo per difendere, meglio per tutti. C'è un po' di nervosismo anche perché in una libreria come questa gran parte dei clienti sono clienti fissi, per cui è molto difficile per l'esercente lasciare fuori chi magari vedi ogni giorno per anni e in questo momento non può accedere. D'altra parte le regole si devono rispettare e io credo che la cosa che sia importante oggi è la tutela della salute, ma soprattutto uscire da questa situazione nel modo migliore per tornare alla normalità. Un lato positivo c'è, ma la cosa più positiva sarà quando sarà tutto finito, penso. La posta centrale di Trieste è stata occupata nel pomeriggio da alcuni Novax che pretendevano di usufruire del servizio senza il Green Pass base previsto da oggi in tutta Italia. I manifestanti sono entrati, contingentati e una volta arrivati allo sportello si sono rifiutati di esibire la certificazione. Una ventina sono rimasti all'interno, altrettanti all'esterno dove sono stati intonati cori contro Draghi e il Green Pass. Dopo circa un'ora il direttore ha deciso di chiudere l'ufficio in quanto era impossibile per gli utenti regolari usufruire degli sportelli. Sul posto la polizia con la Digos e i carabinieri. I manifestanti si sono poi spostati in altri uffici postali. Si è tenuto questa mattina in prefettura a Trieste un incontro tra gli assessori Riccardi e Rosolè nella struttura di governo per concordare un aiuto offerto all'azienda sanitaria Giuliano Esontina da parte del Ministero della Difesa. Alla fine dell'incontro si è deciso che l'Esercito metterà a disposizione un team per aiutare Asugi nella gestione dei contatti all'interno delle scuole. Ritardi nel rilascio dei certificati di guarigione che non consentono a chi è diventato negativo di scaricare il Green Pass. Sotto i riflettori ovviamente c'è Insiel. Una macchina complessa che si intreccia con le diverse articolazioni messe tutte sotto pressione dal numero impressionante di contagi. Il rilascio dei Green Pass in questi giorni sta subendo dei rallentamenti, ma Insiel, il cui ruolo è in realtà quello di tramite, ha quasi pronto un sistema che consentirà agli operatori di semplificare una procedura che oggi richiede una quantità di dati enormi, utili alla ricerca, ma che purtroppo incidono sulla rapidità del rilascio della certificazione verde per i guariti. Sì, è così e noi in questo momento stiamo lavorando per procedere a una semplificazione, un'automazione ulteriore del rilascio dei certificati di fine guarigione, così come tra l'altro annunciato e richiesto anche dal vicepresidente Riccardi proprio per smaltire queste situazioni un po' fastidiose per i cittadini che stanno attendendo questo documento. Sul fronte dei Green Pass sospesi in caso di positività, la procedura è quasi del tutto automatizzata. Esiste però un margine di errore in quanto alcuni dati di alcuni soggetti vengono inseriti in maniera manuale e negli ultimi giorni, in caso di errore, il sistema centrale nazionale non dava riscontro, rendendo poi complicata la sistemazione degli stessi. Anche questa fase dovrebbe essere oramai risolta. Sui falsi Green Pass scende in campo la Procura di Udine. Le indagini sono già partite, mentre è massima l'attenzione sui bonus legati alla pandemia. La Procura della Repubblica di Udine sta indagando su reati legati ai Green Pass. È quanto ha affermato oggi il nuovo procuratore del capoluogo friulano, Massimo Lia. In particolare, l'attenzione è focalizzata sui falsi certificati verdi. Gli aspetti penali sono tutto sommato limitati, almeno in questo territorio. Certamente ci sono delle indagini in corso su quei fenomeni che si sono palesati in questo settore, soprattutto
per falsi Green Pass e cose del genere. Sicuramente l'attenzione è massima su questo filone. Un aspetto questo sul quale sta lavorando anche la Procura di Trieste. Nel capoluogo regionale, infatti, è stato aperto un fascicolo per verificare il rispetto della norma che impone la sospensione degli operatori sanitari non vaccinati. Sempre in tema di pandemia, la Procura udinese sta monitorando la concessione dei bonus dai ristori all'edilizia a cittadini e aziende. Stiamo monitorando molto attentamente questa tipologia di attività perché sappiamo benissimo che quando ci sono importanti risorse economiche che vengono destinate a aiutare chi ha subito dei danni a causa di questi fenomeni, in particolare della pandemia, si scatenano anche altri appetiti e le truffe sono all'ordine del giorno. Giornata di lavori in Consiglio regionale, riflettori sui temi della sanità con la relazione del Comitato di legislazione e controllo. Le liste di attesa si sono allungate per colpa del Covid. Non è vero, il ritardo era iniziato già nel 2019. Il Consiglio regionale, che ha ripreso oggi i suoi lavori, si è infiammato nel dibattito sulle liste di attesa con il Comitato di legislazione e controllo che ha analizzato la situazione. Secondo la maggioranza, uno dei principali problemi è legato alla carenza di personale specialistico, a causa anche del numero chiuso delle facoltà di medicina. Il presidente del Comitato, Roberto Cosolini, ha sottolineato un aspetto poi ripreso da altri consiglieri, e cioè che le criticità si sono accentuate già nel corso del 2019 con un calo delle prestazioni ambulatoriali, e su questa situazione critica si sono poi innestati gli effetti della pandemia. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha ricordato il contesto di emergenza in cui hanno operato i sanitari. Nella primavera 2020, ad esempio, non potevamo immaginare che dopo alcuni mesi avremmo dovuto affrontare un'ondata Covid assai peggiore, e ricordo, ha aggiunto Riccardi, che tutto il paese ha dovuto sospendere l'attività chirurgica, non questa o quell'azienda sanitaria locale, e che in termini di calo dei ricoveri tra il 2019 e il 2020 il Friuli Venezia Giulia è stata la terza regione migliore in Italia. Volano gli stracci nell'ex governo di Tolmezzo dopo le accuse mosse ieri dall'ormai ex sindaco Francesco Brollo. Ora i consiglieri di maggioranza dimessi, sì, e che quindi di fatto hanno portato la città al commissariamento e a nuove elezioni, puntano il dito contro l'operato dell'ex primo cittadino. Respingono al mittente le accuse dell'ex sindaco Brollo i consiglieri dimessi della maggioranza di Tolmezzo, la cui decisione ha portato di fatto alla caduta della giunta e alla futura nomina di un commissario. Marco Craigero, assessore a cultura e istruzione, Alice Marchi, che già aveva rimesso le deleghe al commercio e al lavoro, oltre a Chiara Anzolini e Gabriele Moser, hanno deciso di chiudere, piuttosto bruscamente, l'esperienza politica della giunta Brollo, spingendo il comune verso nuove elezioni. Non ha curato gli interessi della nostra comunità, non è riuscito a fare squadra, a mettere insieme tutte quelle persone che avevano creduto in lui, non è stato più presente all'interno del tessuto cittadino, ed è per questo che noi crediamo veramente che serva una nuova ripartenza. È stato un atto difficile, doloroso, ma importante, perché nel momento in cui un sindaco non rappresenta più la sua squadra e chi lo ha sostenuto fino a questo momento, vuol dire che è necessario veramente un cambio di passo. Ovviamente sulla fine della giunta Brollo pesa la decisione dell'ex sindaco di volersi candidare in Consiglio regionale per le elezioni del 2023, cosa che lo avrebbe comunque portato, tra un anno però, a doversi dimettere. Pochi mesi, come detto, perché la regione, in attesa di individuare un nuovo commissario, ha stabilito che Tolmezzo andrà alle urne nel primo turno possibile, ovvero tra aprile e giugno, insieme con altri comuni in scadenza. Ed ora andiamo a Udine, dove sono in arrivo attraverso il piano di ripartenza e resilienza 1.453.000 euro per realizzare 5 km di pista ciclabile. Il Comune di Udine è stato individuato al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile come assegnatario di 1.453.000 euro per la costruzione di 5 km aggiuntivi di piste ciclabili. Entro il 7 febbraio dovrà presentare l'adesione e il progetto. In questa prima fase abbiamo individuato un tragitto che porta praticamente dalla stazione dei treni attraverso via della Madonetta per poi arrivare alla Servadei, che è una sede universitaria, attraverso un percorso che attraversa l'Edra lungo il lato sud dell'ex caserma Piave, dove non dimentichiamoci andremo a fare il bosco urbano. A margine dei lavori di giunta, l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni ha evidenziato un leggero miglioramento rispetto alla scorsa settimana per quanto riguarda le presenze in asili nido, scuole dell'infanzia e primarie. Per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo 336 allievi assenti su 727. Venerdì della scorsa settimana avevamo 456 assenti.
Una donna incinta, rimasta ferita in un incidente stradale nel pomeriggio a Vigo Novo di Fontanafredda, è stata portata in elicottero all'ospedale di Udine. 2 donne in ospedale, una delle quali in attesa di un bambino. Questo è il bilancio dello scontro frontale avvenuto oggi attorno alle 13:20 a Vigo Novo di Fontanafredda in via Brigata Osopo. A impattare sono stati una Fiat Punto che procedeva verso Sacile e alla cui guida c'era una donna di 37 anni di Fontanafredda e una Lancia Y guidata da una donna di 34 anni della frazione di Nave. Quest'ultima, in stato interessante, forse a causa di un malore ha invaso la corsia opposta scontrandosi con la Punto. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti le equip del 118 e l'elisoccorso, sul quale la donna incinta è stata caricata e portata in ospedale a Udine in via precauzionale, anche per evitare conseguenze al nascituro. Non è comunque in pericolo di vita la donna. La guida della Punto, ferita ma non in modo grave, è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale di Pordenone. A intervenire per i rilievi sono stati i carabinieri di Fontanafredda. Singolare incidente oggi a Gradisca di Spilimbergo, sulla strada che va da Provesano alla città del Mosaico. Un tir con un carico di 640 maialini destinati all'ingrasso è finito fuori strada, rovesciandosi su un lato. Circa 400 gli animali morti e feriti. Il camion proveniva dalla Polonia ed era diretto a San Giorgio della Richinvelda. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Sul posto anche gli attivisti della LAV, la Lega Antivivisezione. Un uomo di 45 anni di Cervignano è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina, sequestro di persone e lesioni. La vittima è il padre, dal quale voleva 10 euro. Blocca il padre in cantina per avere 10 euro e lo ferisce a una mano. Per questo un uomo di 45 anni di Cervignano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina, sequestro di persona e lesioni. È successo sabato, quando l'uomo ha chiesto al genitore 10 euro per completare la spesa. Al suo rifiuto il figlio ha cercato di prendergli il borsello, ferendolo così a una mano. Visto l'insuccesso, ha chiuso la porta della cantina di casa nella quale i due si trovavano, impedendo al genitore di uscire se prima non gli avesse consegnato il denaro. Dopo 15 minuti però sono arrivati i carabinieri, chiamati da un vicino allarmato dalle grida, che hanno liberato il padre e fermato il figlio. L'arresto è stato convalidato oggi dal GIP Emanuele Lazzaro, che ha disposto per l'uomo la custodia cautelare nel carcere di Udine. Un anno fa rubarono circa 15.000 euro a 2 anziani del capoluogo friulano con la truffa del bancomat. Oggi il GUP di Udine ha condannato 3 rumeni a 12 anni di reclusione. La truffa del bancomat a Udine costa caro a 3 rumeni. Un anno fa avevano rubato circa 15.000 euro a 2 vecchietti del capoluogo friulano e oggi sono stati condannati con il rito abbreviato a 12 anni di carcere dal GUP di Udine Carlotta Silva. Sono 2 uomini di 38 e 54 anni e una donna di 33, che però probabilmente non sconteranno neanche un'ora di carcere. Infatti, in attesa del processo, i 3 sono evasi dagli arresti domiciliari e ormai sono chissà dove. Per rubare i bancomat agivano in team e con un sincronismo più che collaudato. Mentre la vittima utilizzava la tessera, uno di loro fingeva di prelevare allo sportello accanto e memorizzava il PIN del malcapitato. Poi il complice gettava una banconota a terra e chiedeva alla vittima se fosse sua. Grazie al diversivo, l'altro sostituiva la tessera appena uscita dallo sportello con una simile, rubata ad altre persone. Infine i malviventi si allontanavano. Con questo sistema il 38enne e la donna, condannati rispettivamente a 3 anni e 4 anni e 4 mesi di reclusione, avevano raggirato un 87enne nel febbraio del 2021, prelevando 7.400 euro in contanti e facendo acquisti a Udine, Portogruaro e Pordenone per 1.900 euro. Il 54enne aveva utilizzato il sistema con un 82enne 3 mesi prima, prelevando oltre 6.000 euro. Tra poco le notizie sportive, dove sarà presentata anche la rassegna di salto in alto ideata dal compianto Alessandro Talotti, Udine Jump, che ritorna domani. A Talotti sarà dedicata la sede del CONI di Udine, poi via alle gare al Palabernes. Noi siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.